tutte queste cose insieme un po' cominciano a incidere. Il morale dei combattenti comincia un po' a risalire. E anche nel paese in generale è uno di quei rari momenti in cui, come dire, nel paese domina una certa sobrietà. La tendenza è a dire ci eravamo montati la testa. Caporetto ci ha insegnato qualcosa. Per esempio, gli stessi militari cominciano a criticare i giornalisti. I famosi giornalisti come Luigi Barzini del Corriere della Sera, che erano odiati dai soldati, perché quando un soldato per caso sentiva leggere un articolo del Corriere della Sera che descriveva una battaglia e non ci ritrovava la sua vita vera. I giornali parlavano di avanzate eroiche, gloriose, ufficiali paterni, bandiere al vento, e il soldato, che sapeva benissimo che le cose erano diverse, odiava i giornalisti e si deprimeva. Gli stessi ufficiali cominciano a dire basta bugie, basta retorica.